Cari telespettatori, ben ritornati nel nostro spazio che vi informa su quel che avviene nei comuni del Veneto. ANCI Veneto informa. IMU sui terreni agricoli. ANCI Veneto ribadisce il no. La decisione se applicare l'IMU ai terreni agricoli montani nelle altitudini dai 281 ai 600 metri è stata rinviata ulteriormente al 4 febbraio, con essa anche la scadenza del pagamento prima prevista per il 26 gennaio. ANCI Veneto ribadisce la propria contrarietà all'imposta. La Presidente Maria Rosa Pavanello accusa l'iniquità visto che si basa solo sul criterio altimetrico e non si fa distinzione tra le aree coltivate a vigneto, a pascolo e naturalmente seconde case. Proprio questi punti, cioè l'incertezza e l'arbitrarietà dei criteri applicativi, in particolare l'altitudine e il pregiudizio che da essi scaturisce, ha portato il primo pronunciamento del TAR, che consisteva nella sospensione del tributo. L'Associazione dei Comuni Veneti, seppur contenta per il risultato fin qui ottenuto assieme ad altre di ANCI nazionale, chiede l'esenzione del pagamento dell'IMU per tutti i terreni agricoli dai 281 ai 600 metri. E cambiamo notizia: mafie in Veneto, in guardia sulle possibili infiltrazioni. Guai quindi a sottovalutare il fenomeno mafioso nel Veneto, perché se questa regione non è una tradizionale terra di mafia, resta comunque un territorio dove le mafie sono presenti e hanno parecchi interessi. È stato ribadito al convegno organizzato da ANCI Veneto il 19 gennaio a Treviso, assieme alla Regione del Veneto e all'Associazione Avviso Pubblico. Tra i relatori tanto spazio ha avuto Giovanni Russo, procuratore nazionale antimafia aggiunto, che ha spiegato che le mafie qui non usano l'intimidazione come nel sud, ma si infiltrano nel tessuto economico sfruttando la crisi di liquidità e gli imprenditori locali disonesti. I sindaci sono invitati a mantenere alta l'attenzione, specialmente adesso che proseguono le indagini di molti casi di corruzione e malaffare. Gli ha fatto eco Roberto Zuliani della Direzione Investigativa Antimafia di Padova, che ha lamentato le ancora poco numerose denunce e ha chiesto ai presenti la maggior collaborazione possibile. Il caso di Aspide a Padova, che ha fatto emergere una vera e propria rete di usura facente capo ai casalesi, resta un monito importantissimo. Peraltro il Veneto è la 10ª regione in Italia per numero di immobili e aziende confiscate, oggi sono 88 in totale. L'Associazione dei Comuni Veneti ricorda quindi che il progetto di formazione Conoscere le mafie e costruire la legalità, portato avanti assieme alla Regione del Veneto ad Avviso Pubblico, si concentra sulla diffusione di una cultura della legalità. Province che cambiano, occorre maggiore chiarezza su funzioni ma anche su dipendenti. ANCI Veneto e l'Unione delle Province Venete seguono con attenzione i cambiamenti in atto nell'assetto delle province previsti dalla legge 56 del 2014, denominata del Rio. Entrambe chiedono al Governo di operare una razionalizzazione attenta e alla Regione di istituire quanto prima l'osservatorio regionale. La partita riguarda la definizione quanto più chiara possibile delle funzioni e il ricollocamento dei dipendenti. Ci sono già stati faccia a faccia nelle sedi regionali, anche con le rappresentanze sindacali a questo riguardo. La Presidente di ANCI Veneto, Maria Rosa Pavanello, ribadisce la necessità però di maggior chiarezza in merito. Questo è tutto anche per questa settimana, io vi ringrazio, appuntamento a presto con i comuni del Veneto. Grazie.